Russia e Stati Uniti stanno sviluppando prototipi di armi nucleari trasportati da missili balistici più leggeri e manovrabili. È il segno di una nuova corsa al riarmo. Il nuovo sindaco di Budapest è Gergely Caraccioni, esponente di punta dell'opposizione a Orban, che rimane molto forte nelle aree rurali. In Slovacchia il partito di estrema destra guadagna consensi e alle prossime elezioni politiche potrebbe essere l'ago della bilancia in Parlamento. Nel nome di San Nicola, molto venerato in Russia, si intensificano gli interscambi culturali tra Bari e Mosca e crescono i flussi turistici dall'Est Europa. Il premio Lux, riconoscimento del Parlamento europeo, al film della regista macedone Teona Strugar-Miteuska, una storia tipica dei Balcani. Боевая тревога, ракетная атака. L'uso delle armi nucleari è immorale e non solo l'uso, anche il possesso. È stata una vera catechesi umana. Le parole di Papa Francesco, dette a Nagasaki e Hiroshima e poi ripetute ai giornalisti in aereo, sono chiare, ma il discernimento del gesuita Bergoglio non sembra interessare ai potenti del mondo. President Obama said it's the number one problem and it would have been war. Washington e Mosca competono in una nuova corsa al riarmo nucleare. In estate l'amministrazione Trump ha annunciato il ritiro dal trattato INF sui missili a medio raggio basati a terra. Nel 2021 scadrà il trattato New START firmato nel 2010 da Barack Obama e dall'allora presidente russo Dmitry Medvedev, che prevedeva una riduzione delle testate nucleari strategiche. Né il Cremlino né la Casa Bianca vogliono prorogarlo. L'uscita da questo trattato segnerebbe la fine definitiva di ogni possibilità vera di controllo degli armamenti balistici nucleari, anche sottomarini, e darebbe la corsa ancora maggiore a trovare l'arma letale e risolutiva. Una cosa assolutamente da evitare, è l'ultima occasione per le potenze e speriamo che in questo caso l'Europa riesca a trovare anche una sua vera posizione per eliminare il pericolo di un disastro nucleare alle porte. Sia gli Stati Uniti sia la Federazione Russa però stanno progettando e sviluppando prototipi di nuove armi nucleari, missili in cui la testata nucleare e il propellente sono la stessa cosa. Quest'estate in Siberia, in un poligono e laboratorio militare, è successa una esplosione nucleare. Questo ha provocato già un'esplosione quest'estate nella Federazione Russa, rimasta ancora misteriosa nei suoi contorni. Tuttavia è la dimostrazione che il tentativo di superare i limiti concessi dalla tecnologia si rivela poi pericoloso anche per gli eserciti stessi che le potrebbero usare. Tecnologie nucleari usate anche nella guerra navale. La Marina russa in aprile ha presentato il Belgorod, un sommergibile mosso da 2 propulsori atomici lungo 178 metri con uno scafo con un diametro di 15 metri. Dotato dei nuovi siluri Poseidon armati con testate nucleari da 2 megaton, 150 volte più potenti della bomba sganciata su Hiroshima. Ma l'economia russa può pagare queste armi? Secondo la risposta degli Stati Uniti no, naturalmente, ma la Federazione Russa è costretta a seguire questa strada. Un paese che vende energie e armamenti deve essere un paese armato, deve essere un paese di potenza, deve poter comunque dimostrare a tutti gli alleati e a coloro che stanno guardando che le proprie armi sono praticamente armi invincibili. La guerra, anche quella nucleare, è comunque sempre una continuazione della politica. Non saranno gli Stati maggiori a fermare questa corsa. Questa corsa può essere fermata soltanto con dei momenti di riflessione nei quali si capisce che stiamo andando incontro ad una distruzione.
Nuovi trattati per la limitazione delle testate nucleari e dei missili sono necessari perché sia la Russia sia gli Stati Uniti hanno sviluppato nuovi missili balistici più veloci e manovrabili e che possono eludere le difese nemiche cambiando rotta e volando a pochi metri dalla superficie terrestre o marina, rendendosi così invisibili ai radar. Russia e Ucraina si impegnano ad una piena attuazione del cessate il fuoco entro il 2019. Questo è il punto fondamentale della dichiarazione congiunta diffusa al termine del vertice di Parigi sull'Ucraina da parte del formato Normandia, composto da Russia, Ucraina, Francia e Germania. I firmatari si dicono a favore di 3 zone di disimpegno supplementari con l'obiettivo di procedere al disimpegno delle forze e degli equipaggiamenti entro la fine del mese di marzo 2020. Previsto uno scambio dei prigionieri entro la fine dell'anno. Vladimir Putin ha dichiarato che si dovrà modificare la Costituzione ucraina per garantire uno statuto speciale alla regione separatista del Donbass. Dal 13 ottobre il comune di Budapest è in mano all'opposizione. È la prima volta da 9 anni a questa parte, da quando è cominciata la lunga era di Viktor Orbán da primo ministro ungherese. Il nuovo sindaco è Gergely Karacsony, che ha battuto l'uscente István Tarlós vicino al premier. Karacsony si era candidato senza successo alle elezioni politiche dello scorso anno come alternativa a Orbán e al suo partito Fidesz. La variegata coalizione, che va dalla destra di Jobbik fino a sinistra, passando per Verdi e Liberali, unita dalla voglia di chiudere l'era orbaniana, ha ottenuto qualche altro buon risultato alle amministrative di quest'autunno. In 14 su 23 circoscrizioni di Budapest, Fidesz è ora in minoranza. Lo stesso è accaduto in qualche comune di medie e grandi dimensioni, ma nei centri più piccoli dell'Ungheria rurale le cose non sono cambiate, come spiega l'analista politico Robert Laszlo. Non è vero che Fidesz sia indebolita, l'unica cosa che è cambiata in ottobre è che i partiti d'opposizione hanno saputo collaborare tra loro e scegliere candidati a sindaco comuni. Troppo poco, insomma, per parlare di una svolta in vista delle elezioni politiche del 2022. Vincere a Budapest e in una decina tra le maggiori città non è sufficiente. L'opposizione deve raggiungere la parte rurale del paese, ma sarà molto difficile. Non ha una rete, non ha soldi e in questo clima mediatico sarà dura avanzare nelle località più piccole. Fidesz ha dalla sua parte circa la metà degli elettori attivi, l'altra metà odia Orbán ma non ha un solo partito di riferimento o gli elettori sono del tutto indecisi, sanno solo che non vogliono Orbán. Altra questione tutt'altro che chiara per l'opposizione, composta da partiti medio-piccoli, è presentare non solo un candidato in comune, ma anche un programma unico e coerente alternativo alle politiche di Orbán. In queste prime settimane di lavoro il sindaco Karacsony, secondo taluni il candidato giusto per tentare di battere Orbán anche nel 2022, ha già dovuto affrontare la realtà. Il sindaco ha dinanzi a sé 2 diverse aspettative degli elettori. Da una parte vorrebbero che sfidasse Orbán, che facesse da contrappeso al suo potere. Dall'altra, se vuole fare qualsiasi cosa a Budapest, Karacsony deve cooperare col governo. Il dilemma per lui è come essere conflittuale e collaborativo allo stesso tempo. La coabitazione ha sollevato già un primo scontro. Un disegno di legge appena presentato prevede che il governo dica la sua sulla nomina dei direttori del teatro della capitale. Già ora ci sono pochi temi su cui il comune di Budapest può decidere da solo. Questo provvedimento va ulteriormente a ridurre il potere del sindaco e del consiglio comunale. Penso che in futuro saranno toccate ulteriori materie. Altro tema caldo su cui il governo vorrebbe intervenire è il finanziamento dell'efficiente sistema di trasporto pubblico della capitale, che costa più di quanto il comune con le proprie risorse possa permettersi. Un taglio dei fondi statali metterebbe in difficoltà il nuovo sindaco.
La legge slovacca sull'aborto rimarrà per ora quella degli ultimi 60 anni. Promulgata sotto il socialismo, permette di interrompere una gravidanza entro la 12ª settimana, anche oltre, per gravi motivi di salute. 59 favorevoli, 24 contrari, 40 astenuti. Il voto in Parlamento, che ha nuovamente bocciato le proposte di modifica, mostra però che il risultato non era scontato. La nuova norma avrebbe obbligato le donne a guardare un'immagine del feto e ascoltarne il battito cardiaco prima di procedere all'intervento, ed era firmata da 3 parlamentari elette nel Partito Nazionale, forza di destra, parte della coalizione di governo. È la 7ª volta nella legislatura che la Camera è chiamata a esprimersi sul tema, l'ultima in settembre. Solo 3 giorni prima, nella capitale Bratislava, una imponente manifestazione anti-aborto aveva visto scendere in strada decine di migliaia di persone. La Marcia Nazionale per la Vita era apartitica e organizzata principalmente dalla Conferenza Episcopale e dalla Chiesa Cattolica del paese, ma per le frange di estrema destra come l'LSNS di Marian Kočner è stata una nuova occasione per acquistare visibilità, spiega Grigori Mesečnikov, tra i più noti scienziati politici slovacchi. Non è il punto centrale della loro agenda, ma stanno in un certo senso parassitando il movimento. I suoi membri prendono parte alle manifestazioni con simboli e bandiere, cercano così di presentarsi come una parte legittima del campo conservatore. Cosa c'è nel programma del Partito del Popolo, la nostra Slovacchia? Una forte connotazione omofobica, l'intolleranza espressa in toni violenti verso la minoranza rom, un antisemitismo condito da vecchie teorie del complotto globale, il nazionalismo esasperato, la simpatia per la Russia di Putin e l'ostilità verso NATO e Unione Europea. Lo considero il peggior partito neofascista in Europa. Sono diversi dai partiti di estrema destra o della destra populista dell'Europa occidentale. Forse possiamo considerarlo simile solo al partito greco di Alba Dorata, ma non è paragonabile ad esempio al Front National di Le Pen. Proprio perché considerato una minaccia per l'ordine democratico, il primo partito di Kotleba, l'Unione Slovacca, fu sciolto dalla Corte Suprema nel 2006, ma da allora il leader ha fatto strada, tanto da diventare 7 anni dopo governatore della regione di Banská Bystrica. Tra le chiavi del successo dell'LSNS figura al numero 1 la retorica antimigranti, tanto forte quanto inaspettata in un paese che ha accolto 855 persone in 26 anni, dice uno studio non a caso intitolato La minaccia fantasma. E poi c'è la nostalgia della Repubblica Slovacca del cardinale Josif Tiso, alleato del Reich rovesciato dalla resistenza. Loro dicono l'insurrezione nazionale slovacca era il tradimento della patria, perché si è insorti contro il proprio Stato, contro la propria patria, e che non era così, perché veramente questa patria era uno Stato fascista che ha mandato 2/3 dei nostri concittadini ebrei ad Auschwitz. Un revisionismo condiviso con la galassia dell'estrema destra, costellata anche di organizzazioni informali di stampo paramilitare, e dopo il successo delle ultime europee, terza forza con il 12%, è ora primo nelle intenzioni di voto tra gli under 30 per le politiche 2020. Il partito di Kotleba rischia così di giocare un ruolo decisivo nel prossimo Parlamento slovacco. Il caposaldo resta lui, San Nicola, vescovo di Mira, patrono di Bari, ma soprattutto il santo più venerato dai cristiani ortodossi di tutto il mondo. Da secoli i russi vengono in pellegrinaggio nel capoluogo pugliese, solo da pochi anni però i baresi hanno iniziato a guardare oltre la comune devozione per creare un ponte verso più prosaiche ma utili sponde economiche. I primi pilastri sono culturali. Il CESVIR, il Centro per l'Economia e lo Sviluppo Italo-Russo, organizza a maggio il Festival delle Arti Russe in Puglia e a dicembre quello delle Arti Italiane a Mosca. Un viavai di artisti e scambi tra accademie e conservatori per quella che il CESVIR definisce la diplomazia della cultura. Un modello parallelo a quello che normalmente è la diplomazia tra paesi, che è la diplomazia politica, una diplomazia finanziaria, e questo modello abbiamo visto che è un modello che funziona perché genera un'empatia
crea un senso di fratellanza ma reale e di amicizia che favorisce poi anche delle scelte, che possono essere le scelte economiche, favoriscono le scelte anche di meta come destinazione turistica e crea, come dire, abbatte soprattutto le barriere. Un modello che da quest'anno coinvolge anche la principale istituzione artistico-culturale della regione, l'Ente Lirico-Sinfonico Teatro Petruzzelli. Si è cominciato con la messa in scena dell'Onegin di Tchaikovsky nell'allestimento del Teatro Helicon di Mosca. Si continuerà l'anno prossimo con il Gallo d'Oro di Rimsky-Korsakov e con un'opera per ragazzi, la prima ispirata a San Nicola, commissionata e allestita dal Teatro Petruzzelli con l'obiettivo di tradurla ed esportarla a Mosca. Il Petruzzelli e la Russia perché? Innanzitutto perché la Russia e l'Italia hanno una letteratura musicale sterminata, bellissima, così diverse fra di loro eppure così collegate. Il secondo fatto che mi piace molto della Russia è che il popolo russo frequenta da sempre i teatri come se fosse il pane quotidiano, cosa che in Italia ancora non è. Non meno promettente il flusso turistico dei russi, complice il collegamento aereo diretto con Mosca. Vengono per venerare San Nicola e poi scoprono che c'è molto altro. Arrivando in Puglia trovano un mondo ancora molto autentico, ancora molto umano, che ha ancora molto da dare sul piano di rapporti. Ed è questo che colpisce, a parte ovviamente il clima, la buona cucina, il mare e tutto il resto, però è quella la chicca pugliese. A frenare invece lo sviluppo dei rapporti economici sono e restano le sanzioni contro la Russia e ancor di più le controsanzioni che hanno bloccato il 30% dell'export agroalimentare pugliese. Una crisi che potrebbe essere senza ritorno, visto che c'è chi dalla Puglia si sta trasferendo in Russia per produrre in loco e a basso costo i prodotti che non può più esportare. E quando vai a Mosca e mangi una burrata, che era il nostro must, era un prodotto inimitabile, e invece vai a Mosca e mangi la burrata, mangi la stracciatella, buonissima allo stesso modo, ti rendi conto del danno reale che si è fatto. God exists. Her name is Petrunia. Je suis une femme. Je suis macédonienne. Sono una donna, sono macedone e sono europea e credo fermamente che il futuro dell'Europa significhi solidarietà ed inclusione. E pas dans la exclusion. Merci, thank you. Scandalo senza precedenti. Una donna non identificata si è impossessata della croce. Quei capelli! Determinata e diretta come i suoi film, anche commossa, Teona Strugar-Mitevska, 45enne regista macedone, vincitrice pochi giorni fa del premio Lux 2019. È riconoscimento che al Parlamento di Strasburgo ogni anno viene assegnato a un film di produzione europea per diffondere e stimolare il dibattito pubblico sull'integrazione e facilitare la circolazione dei film prodotti nel vecchio continente. A vincerlo quest'anno la regista nata a Skopje, che oggi lavora e vive tra la Macedonia e il Belgio, omaggiata anche dall'ultimo Torino Film Festival, dove le è stata dedicata una retrospettiva. Proprio a Torino è stato presentato in anteprima italiana il film Dio e Donna e si chiama Petrunia, applauditissimo a febbraio alla Berlinale, ora nelle sale italiane. La storia è tratta da un fatto realmente accaduto. Petrunia, 32enne macedone, laureata in storia ma disoccupata, vive in casa con i genitori e cerca invano un lavoro. Alla fine dell'ennesimo colloquio andato male, si imbatte nella processione dell'Epifania che nella tradizione ortodossa prevede la benedizione delle acque e il tuffo per recuperare la croce, privilegio da sempre concesso solo agli uomini, ma a ripescare l'oggetto sacro, suscitando l'indignazione di tutti, questa volta sarà proprio Petrunia. Restituite la croce! L'ho presa la ragazza! When I read the story, quando ho letto questa vicenda mi è sembrata una storia simbolica, un'opportunità per ritornare su alcuni argomenti che hanno segnato la giovinezza nei Balcani. Noi registi siamo sempre alla ricerca della storia che ci stupisca, ci tocchi da vicino. Questa è stata una pepita d'oro, perché è un fatto che parte dai Balcani ma affronta temi universali. Viviamo in un mondo capitalista dominato dagli uomini. La società patriarcale esiste ancora e comunque sia a vincere è sempre il più forte. Non capisco qual è il problema né perché l'hanno arrestata. Cosa avrebbero fatto se Dio fosse stato una donna?
La sua forza, Teona Strugar-Mitevska, la sta dimostrando da anni. Con il fratello Vuk e la sorella Labina ha fondato la società Mitevski Sisters and Brother, con la quale produce tutti i suoi lavori. Dopo aver studiato grafica e aver lavorato nella pubblicità, ha girato una serie di lungometraggi nei quali ha sempre affrontato la vita e la storia dei Balcani, il radicamento alle tradizioni, ma anche la necessità di adeguarsi alla vita moderna. Con Dio e Donna ritorna alla black comedy e al tema delle donne. Bravissima la protagonista, Zorica Nusheva. È davvero un problema così grande se una donna prende la croce? We live in a yes, male-dominated. Viviamo in una società dove l'apparenza ormai è parte di noi, forse anche per questo abbiamo deciso di scegliere una protagonista che sia anche un'anti-eroina. Petrunia dorme fino a tardi, si fa portare la colazione a letto dalla madre, è lontanissima dalle logiche femministe, ma diventa una forza della natura nel momento in cui si deve difendere e deve affermare la dignità delle donne. Force of change.